Ancora premi per Francesco Billeci, che insieme con Francesca Citrano vince il concorso letterario di Lascari 2014. Ormai il cittadino mondano cerca di raggiungere il Guinness dei primati per le riconoscenze ricevute. Ed ora un ultimo servizio. Ancora premi per Francesco Billeci, che insieme con Francesca Citrano vince il concorso letterario di Lascari 2014. Ormai il cittadino montano cerca di raggiungere il Guinness dei primati per tutte le riconoscenze ricevute. A seguire i titoli e arrivederci alle prossime edizioni. Socioculturali Salinelle dell'ex Ospedaleto la cerimonia di premiazione del premio di poesia Poeti e Sognatori 2014, giunto alla sua 9ª edizione e organizzato dall'Associazione Culturale Ricreativa Auser, capeggiata dal professore Pietro Cirrito, con il patrocinio del Comune di Lascari. A condurre i lavori, come ogni anno, la professoressa Giuseppina Giardina, la giuria rosa di premiazione composta dalla professoressa Alberti Mariella, dalla professoressa Giusi Liota e dalla dottoressa Anselmo Lucrezia, ha assegnato per la 3ª volta consecutiva il premio della critica al poeta Francesco Billeci con la lirica La strage del pane e il 3° posto nella sezione poesia in dialetto siciliano alla poetessa esordiente di Borgetto Francesca Citrano con la lirica Pirdunu. Le poesie sono state recitate dagli attori Damiano Giunta e Giusi Sauro. Ha allietato la serata la splendida voce di Erina Loverde, accompagnata al piano dal maestro Roberto Russo. Questo concorso, ha dichiarato la professoressa Giuseppina Giardina, presentatrice e collaboratrice Auser, ha visto come ogni anno una massiccia partecipazione di poeti e sognatori che estrinsecano la propria interiorità in una poesia che ora è rivisitazione del passato. Temi differenti espressi con linguaggi e accenti diversi che riflettono la natura estrosa di persone provenienti da vari ambienti socioculturali, accomunate dal bisogno irrefrenabile di esprimere le emozioni più intime, dalla voglia di raccontare e raccontarsi. Il premio della critica va alla poesia La strage di Lupani di Francesco Billeci. L'ascoltiamo dalla voce di Damiano Giunta, però prima leggiamo la motivazione. Ripetuta spesso, fa comprendere in maniera forte l'angoscia del ragazzo che sciopera con gli altri per avere pane, lavoro e giustizia. La sua morte testimonia che, pur finendo la guerra e cambiando i regimi, le condizioni di miseria della povera gente restano immutate. La guerra finì, i fascisti si niero, o papà per onorare lo Stato, Ringo non tornava più. Disperso e prodigato da qualche posto un rinundo rinnovato ci può portare un giuro e lasciarci una lacrima. Ora non è più vietato parlare o essere di rincia la sera. Tutti dicono che le cose in Palermo stanno per canciare. Ma l'upitetta e la disperazione viene ancora qua, dentro la nostra casa, dentro gli occhi della povera gente, e non ne vuole lasciare. Stamattina fuori fa freddo e piove a cielo aperto. Tanti cristiani stanno venendo con il cuore chino di speranza a cercare aiuto in tuo prefetto. Magari io li può aiutare. Tanto funno a domandiamo pane, pasta e ciavagliare. Mamma, grazie che venisti con me, che sai semo e meglio è. E anche se hai 17 anni, sembra con l'auto voglia scioperare. Ma a quanto pare non ne vuole ascoltare. Siamo armati solo di pensieri e domande di fare. Mamma, sta all'ata mia, li soldati vi arrivare. Iddi però sono armati. Ma non penso che ne avessero a toccare. Noi in fondo non facciamo niente di male. Mamma, dammi la mano, cerchiamo di scappare
chi di sono forti a cominciare a sparare. Quanto sangue, quanto cristiani in terra. Non è giusto. Noi ci volevamo solo un pezzo di pane per mangiare e non assaggi di pane. Mamma, va dimmi, non mi tirare, lasciami in terra. Non lo vedi che non mi posso muovere, non hai la forza di parlare. Un piangere per me, ora non sono più solo. O papà è caro e mi tiene la mano. Mamma. Bravissimo Damiano, da brivido. E bravissimo il nostro Francesco Billesi, che ogni anno vince. Complimenti, complimenti. Allora, chiamiamo, vediamo se è arrivata, doveva arrivare sul tardi, la dottoressa Letizia Africano, c'è? Ah, eccola. Letizia Africano è medico in servizio al nosocomio San Cimino di Termini Imerese. Grazie, Letizia, grazie. Complimenti ancora, grazie Letizia.